Chissà se al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti troveranno il tempo da dedicare ad un problema che dalle parti di Agrigento sta creando pesanti disagi agli automobilisti e ai residenti nella zona nord del capoluogo agrigentino. A causa dei lavori sulla 640 che interessano il tratto di Contrada a Petrusa e la chiusura al traffico del cavalcavia, è diventata una odissea transitare da questi luoghi. L'ANAS, tra l'altro, ha collocato una segnaletica che praticamente è dirotta agli automobilisti diretti ad Agrigento al bivio Caldare, ovvero ad Aragona. Da qui bisogna proseguire sulla 189 e giungere quindi a destinazione, un assurdo che moltissimi utenti hanno contestato senza risultati utili. Così chi viene da Porto Empedocle può utilizzare la provinciale 80 e raggiungere il centro città attraverso la via Papa Luciani. Una soluzione che non vale per i mezzi pesanti e tantomeno per i mezzi di soccorso che andrebbero ad imbottigliarsi proprio nel budello di via Papa Luciani. Insomma, la chiusura del cavalcavia e la segnaletica disposta dall'ANAS in Contrada Petrusa sta creando una situazione davvero allucinante. Sul caso è intervenuto intanto il deputato nazionale del PD Antonino Moscat, il quale ha presentato una interpellanza al Ministro dei Trasporti. I disagi, scrive l'onorevole Moscat, sono particolarmente avvertiti dagli abitanti del quartiere di Fontanelle e da quanti devono recarsi all'ospedale San Giovanni di Dio, oltre che dai residenti nella zona del carcere. Adesso bisognerà aspettare la risposta del Ministro per conoscere in che modo e soprattutto quando verrà ripristinata la circolazione nella zona di Petrusa. La modifica della viabilità nella zona, lo ricordiamo, è anche motivo di lamentele da parte del personale in servizio nel penitenziario di Agrigento. Gli agenti, infatti, sono costretti ad un lungo giro per raggiungere il tribunale di Via Mazzini.